Amici di TeleG, buongiorno. Oggi giovedì un'altra puntata di Biazantes in compagnia di Bruno Lombardi. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te. Benvenuto. Benvenuti, grazie. Allora Bruno, oggi parliamo di arte in Sardegna e ci spostiamo in quel di Bonorva, perché lì a Bonorva c'è un quadro di notevole rilevanza culturale. Ce ne vuoi parlare? Se mi consenti, prima di entrare nel merito di questa opera d'arte, volevo così salutare un po' tutti coloro che nel mondo, i sardi nel mondo, ci guardano, perché appunto abbiamo visto anche insomma questo aspetto, e quindi ci fa piacere che insomma conoscano un po' di più qualcosa magari della loro terra che non hanno magari visto, o che sono magari da tantissimi anni che non vedono. Grazie, noi ci associamo ai tuoi saluti. Visto che certamente anche da Bonorva qualche immigrato ci sarà stato e ci sarà, e quindi magari gli ricordiamo qualche cosa del loro paese. Entriamo nell'aspetto di questa opera d'arte. Hai detto bene, è un'opera d'arte molto interessante, di un personaggio interessante che a quanto pare è stato qua in Sardegna e ci ha anche insomma vissuto, poi si è sposato e a quanto pare è morto. Parliamo di Baccio Gorini, che è un pittore a molti sconosciuto, per molti sconosciuto, un pittore fiorentino che ha operato in Toscana e in un certo periodo della sua vita, stiamo parlando di un periodo storico che va dalla seconda metà del Cinquecento alla prima del Seicento, è venuto anche qua in Sardegna. È venuto in Sardegna e ha operato abbastanza qua come pittore e anche con un certo successo. Perché è importante quest'opera? Ce ne sono diverse opere di Baccio Gorini sparse un po' in alcuni paesi, non so, possiamo dire anche Florinas, possiamo dire Codrongianos, ma a Bonorva colpisce nella parrocchiale di Bonorva, quindi Santa Maria Bambina, quest'opera pittolica, una tela dove appaiono tutti elementi femminili, tutti i personaggi femminili. Stiamo parlando della Madonna del Pilar, per intenderci. Cioè è una tela dove ha due scene principali, due scene importanti, una diciamo così esterna con la vita quindi esistenziale, terrena di Nostra Signora, della Madonna, e all'interno invece vediamo una scena particolare dove c'è la Madonna sopra di una colonna, in trono, coronata da due angeli e adorata, contemplata da tutte sante donne, tutte. Tra queste sante riconosciamo per esempio Santa Cecilia e vediamo anche lo strumento musicale dell'organo, quindi sappiamo quello che è l'aspetto simbolico legato alle sante. Vediamo Santa Caterina d'Alessandria con la ruota dentata, vediamo Santa Chiara, vediamo Sant'Agnese, insomma vediamo diverse sante con i loro, diciamo così, attributi simbolici spirituali o religiosi, che ovviamente rimandano a quello che è soprattutto la loro morte. Vediamo Santa Lucia, quindi sappiamo che l'attributo sarebbero gli occhi, no? Sì. Perché è importante questo quadro? Anzitutto non è così scontato vedere un'opera d'arte con sole donne. Con sole donne. In più vengono rappresentate con abiti del tempo e quindi sembra che non siano morte, nel senso che sembra quindi che stiano dando la possibilità della contemplazione stessa a coloro che vedono questo quadro. E quindi pensiamo a colui che ha commissionato l'opera. Quindi stiamo parlando di una intenzione simbolica che è quella appunto interessante di quest'opera pittorica, che racchiude quello che invece poi è l'esperienza terrena di questa scena, no? Intorno alla Madonna, che è la scena appunto della vita esistenziale. Perché è importante? Anzitutto il culto della Madonna del Pilar, cosiddetta, quindi del pilastro, della colonna, è un culto in Sardegna ancora vivo, esistono anche delle chiese intitolate con questa invocazione, soprattutto nel sud della Sardegna, ma anche un ambito che riguarda quello che è il resto dell'Italia. Alcune opere d'arte, alcuni quadri, per esempio con della Madonna e con del Bambino, venivano inseriti, poste sopra dei pilastri o delle colonne vere e proprie. Quindi vediamo che questo tipo di invocazione, nata praticamente si dice dalla leggenda, insomma dalla storia, dalla prima cristianità, perché questa apparizione all'evangelista Giacomo, se non ricordo male, evangelista no, chiedo scusa, all'apostolo Giacomo,
in questa apparizione della Madonna. Ecco che è interessante capire il ruolo tra l'invocazione a Nostra Signora, i pittori del tempo che producono un'interessante e così diciamo metodica, no? Particolare opera d'arte per la spiritualità del tempo. Andate a vedere quest'opera. È interessante capire qual è il ruolo e il rapporto dell'arte sacra in Sardegna, ancora una volta e ancora di più, che vi siano ancora più appassionati e persone che rivalutino un po' il territorio dove ogni tanto in qualche paese, anzi più spesso, c'è qualche gioiello. Ecco, ci sarebbe tanto altro ovviamente da dire su questa opera d'arte, ma è importante capire che i paesi come Bonorva sono forse dei punti strategici, artistici, per la maggior conoscenza di queste E ce ne sono tantissimi sicuramente in Sardegna, tanti altri che tu mano a mano ci stai portando a conoscere. Era anche interessante appunto il personaggio, perché insomma se si dice appunto che sembrerebbe che lui sia stato qui a Florines, quindi insomma sia poi vissuto e sposato, segno evidente che abbiamo ancora tanto da sapere e da raccontare su persone che amano la Sardegna non solo ai nostri giorni per le coste, ma evidentemente, no? Anche al tempo c'erano questi personaggi. È una tela molto interessante e le opere dei Bacio Gorini sono interessanti. Quindi andiamola a vedere lì a Bonorva, la chiesa, abbiamo detto la chiesa di Santa... Sì, la parrocchiale, esatto, certo. la chiesa parrocchiale, quella che c'è nella piazza centrale, Sì, in buona è sostanza. quella. Certo, quindi andatela a vedere. Io ringrazio Bruno per la sempre precisa collaborazione con noi. Grazie a voi, è un piacere. Nel darci queste belle perle di cultura della nostra Sardegna. Vi ringrazio, mi associo ai saluti di Bruno ai sardi nel mondo, perché ormai ci stanno guardando un po' dappertutto. Mi raccomando, questa è forse l'ultima puntata che potrete vedere dal nostro canale dal 15, quindi dal digitale terrestre. Tutte le puntate successive le vedrete, come già stiamo spiegando tutti i giorni, direttamente dal web, da internet, andando sempre a visitare la nostra pagina che è www.teleg.tv. Vi sintonizzate, cioè aprite quella pagina, aprite lo streaming, vedete la diretta sempre e comunque, memorizzatevi il canale e i problemi saranno risolti. Continuerete sicuramente a seguirci. Grazie Bruno, buon proseguimento. Grazie a voi.